Buongiorno bellissimi! Oggi vi porto a fare un'esplorazione di media difficoltà, dovrebbero essere circa 7 km di lunghezza, con le mappe dicono 600 metri di dislivello. Noi però calcoleremo tutte le salite, non solamente la differenza tra il punto più basso e il punto più alto, quindi lo scopriremo. E partiamo da Povici di Sopra, nel comune di Resiutta, e andiamo all'esplorazione delle miniere del Rio Resiartico. Miniere del Rio Resartico. Miniere tra l'altro alquanto pericolose e molto particolari. Infatti il minerale che veniva estratto, pensate che veniva spremuto. Lo scopo era quello di produrre olio. Addirittura quest'olio è stato utilizzato nella prima illuminazione pubblica di Udine. Siamo ancora all'inizio, prima del primo terzo di percorso, ma quando entrate nel sentiero vero e proprio, quindi abbandonate il cemento, c'è una sensazione veramente fantastica. Il suono del Rio Resartico in sottofondo è qualcosa di meraviglioso, è piacevolissimo. Non è troppo forte, non è chiassoso, rumoroso, ma accompagna in una maniera incredibile. E quindi quando entrate in questa zona vi consiglio, se siete in gruppo soprattutto, di fare silenzio e di ascoltare, assorbire. È energia pura. Mi raccomando, quando arrivate qui non dovete avvilirvi, perché la miniera è sempre a un'ora e mezza, come l'ultimo cartello che abbiamo visto giù a basso. Non siete voi lenti, è il cartello che è sbagliato. Quando arrivate qua e vedete che questi alberi caduti bloccano la strada, voi non vi abbattete come hanno fatto loro, troviamo il modo di fare il giro. Ok, a girare l'ostacolo stavolta non è stato difficile. Mi raccomando, se cercando di farlo rischiate di finire in situazioni pericolose, non fatelo, tornate indietro. È strano realizzare che questo sentiero che noi percorriamo in maniera così piacevole, non troppi anni fa veniva percorso da dei minatori. Minatori che dovevano lavorare per altre 12 ore dopo aver raggiunto il villaggio minerario. E dopo le 12 ore ridiscendere in paese. Pazzesco. Super attenzione qua, quando arrivate sul versante della montagna e vi sembra di dover andare verso l'alto, il fatto è che a causa degli alberi caduti è stato modificato il sentiero e quindi sale un po' più in alto, ma invece dobbiamo scendere per attraversare il Rio. E quindi occhio che sennò iniziate a salire senza poterlo attraversare dopo.
È incredibile pensare che quassù, in mezzo al monte, abitassero un centinaio di persone. Venivano a lavorare circa 250 minatori. Pazzesco. Adesso, prima di ridiscendere e di darvi due opzioni per la discesa, tra l'altro una alquanto avventurosa, andiamo anche a vedere l'ingresso della miniera. Purtroppo per entrarci serve una guida specializzata e bisogna organizzare e pianificare prima, ma andiamo a vedere com'è l'ingresso. Ok, spettacolo. È con estremo piacere che scopro che hanno riaperto la galleria al pubblico senza bisogno di una guida specializzata. All'ingresso ci sono le istruzioni per visitarla in autonomia, i caschetti. Le luci non serve portarle perché a quanto pare hanno sistemato anche l'illuminazione. È bellissimo! È piccola ma stra interessante. In realtà questa non è la miniera vera e propria, ma solamente una galleria di collegamento, per quello non si vedono i minerali che venivano estratti, e è anche molto più sicura della miniera stessa, però 10 minuti in più che valgono la pena. Bene, adesso torniamo indietro e ripercorriamo lo stesso percorso fino a... qui! Ecco, vi ricordate di questo bivio? Subito dopo l'attraversamento del torrente noi siamo andati verso destra. Ora chi vuole fare la passeggiata semplice può ripercorrere i propri passi a ritroso e seguire lo stesso percorso dell'andata. Quelli un po' più avventurosi e magari anche un po' più esperti e allenati possono fare il 700B, quindi girando qui a destra. Vi metto comunque tutte le svolte sul mio sito. E prima però di farvelo vedere vi inviterei a mettere un mi piace, a condividere il video e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e a andare a dare un'occhiata anche al sito Miglio Mille Miglia. Ci sono tutte le esplorazioni che abbiamo già fatto e verranno aggiunte tantissime altre che faremo man mano. Allora direi che rimango dell'idea che il percorso sia di difficoltà media, sia dal punto di vista fisico che da un punto di vista tecnico. È semplice da seguire, molto ben segnalato. Ora c'è una difficoltà in più a causa degli alberi caduti, ma sono sicurissimo che verranno ripuliti molto presto. Il secondo percorso di discesa a me piace un sacco, chiaramente è un po' più difficile e bisogna avere una certa esperienza e soprattutto tanta attenzione. Soprattutto non farlo in periodi dell'anno in cui potreste trovare del ghiaccio, perché sicuramente diventerebbe molto più pericoloso. Per il resto sono felicissimo che abbiano riaperto la miniera e in generale mi sono divertito un sacco. Spero che questa esplorazione sia piaciuta anche a voi e ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!